Si è riunita la cabina di regia regionale per l'emergenza maltempo in Sicilia. Gli sfollati di Niscemi 13 milioni di euro per l'acquisto di nuove case. A Palazzo d'Orleans, sede della presidenza della regione, si è riunita la cabina di regia per l'emergenza maltempo in Sicilia. Tutti sono stati concordi nel restituire nel più breve tempo possibile una casa agli sfollati di Niscemi e per riavviare le attività nei territori colpiti dal ciclone Harry, nella prospettiva della prossima stagione estiva. Renato Schifani ha confermato che la cabina da lui istituita si riunirà a cadenza costante, una volta alla settimana, per monitorare gli interventi. E a tal proposito l'assessorato regionale alle infrastrutture ha informato i componenti della cabina di avere reperito circa 13 milioni di euro, tra 8 per il 2026 e 5 per il 2027, da utilizzare per un avviso pubblico che finanzi, con contributi a fondo perduto, i cittadini di Niscemi sfollati, per l'acquisto di una nuova casa. Nel frattempo Schifani ha scritto al sindaco di Niscemi affinché sia effettuata una ricognizione degli appartamenti vuoti o sfitti da poter assegnare a coloro che hanno casa in zona rossa. Lo stesso compito è stato affidato allo IACP, l'Istituto Autonomo Case Popolari. Poi sarà allestito un ufficio regionale a Niscemi per essere più a contatto con la popolazione e sarà avviato un lavoro di analisi del territorio per ricercare eventuali aree in cui costruire nuove abitazioni. L'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente ha offerto la propria collaborazione per elaborare un piano di rigenerazione urbana. Ed ancora, avviati i primi lavori di ricostruzione dei porti danneggiati dal ciclone Harry ed è stato pubblicato l'avviso per le istanze di risarcimento danni e si lavora per definire sistemi di tutela delle coste da possibili nuove mareggiate. Infine si tratta con la Commissione europea per valutare la possibilità di accesso al Fondo di solidarietà europeo.